Avevamo letto che oggi c'era questo screening e quindi ci siamo fermate. Più che altro per una sicurezza nostra, ma anche perché è comunque un'opportunità poterlo fare in questo modo. Siamo passati per puro caso. Quindi avete deciso di Abbiamo fermarvi. deciso la di farlo, curiosità sì, per la sapere. curiosità. La curiosità per sapere, ci mancherebbe. Che sintomi non ne ho, però non si sa mai. Ho ricevuto un avviso che un conoscente era positivo, risultato positivo ieri, quindi ho approfittato. C'è chi è venuto solo per curiosità, chi per essere più tranquillo. Qualcuno già lo sapeva, altri si sono imbattuti per caso nel tendone allestito in Piazza Borsa. Un'iniziativa voluta dalla Regione Veneto per permettere ai cittadini che lo volessero di sottoporsi ad un tampone gratuito, uno screening dal duplice obiettivo. Uno, di sensibilizzare le persone, il fatto stesso che vedano che ancora continuiamo a fare i tamponi e che il rischio continua ad esserci. E il secondo è quello di prendere una popolazione che naturalmente magari non avrà mai la possibilità di fare il tampone perché non manifesta sintomi, per vedere se ci sono delle positività. È una fotografia come in questa piazza, nelle altre piazze del Veneto, per vedere cosa circola in termini di numero di ceppi e in termini di varianti. Dopo il tampone si attende in un'area apposita l'esito entro 10 minuti. In caso di positività la persona viene sottoposta al molecolare, un modo per tenere sotto controllo la diffusione del virus ancora presente. Siamo tornati a salire con i casi. Su 1615 persone tamponate abbiamo avuto 135 positivi, spiega il direttore Benazzi, che poi annuncia novità sul fronte vaccini. Speriamo che arrivino come hanno promesso, che oggi ci hanno mandato un fax. Queste dosi dovrebbero arrivare così in modo abbondante da martedì e poi susseguire per ogni martedì il doppio, quasi circa 10-12 mila, rispetto a quelle che normalmente arrivavano, che erano 7.000. Faremo entro il mese di marzo tutti dagli over 80 fino ai 100, insomma.